Abbiamo avuto un primo parto particolare anche perché la signora è arrivata in pronto soccorso e nel giro di circa un quarto d'ora ha partorito addirittura in pronto soccorso. Una bella bambina con un peso nella norma. Si chiama Adele, secondogenita di mamma Anna Maria e di papà Lorenzo, la prima nata alle 5:20 del 1° gennaio 2021 all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Un anno, il 2020, che ha visto 2.427 parti, 6 in meno rispetto al 2019, dopo che tra settembre e ottobre si era registrato un 1,4% in più. Un calo dovuto probabilmente, visto la crisi sanitaria ancora in atto, ad un calcolo sulla pianificazione fatto dalle famiglie ad aprile. Un anno, quello appena finito, il 2020, che ha visto anche per ostetricia la necessità di una diversa organizzazione con 2 percorsi distinti tra mamme, tutte vengono sempre sottoposte al tampone, eventualmente positive, e quelle non. Siamo centro di riferimento Covid, per cui abbiamo creato un'area Covid dedicata, con personale dedicato per queste mamme o gravide che risultavano positive, mentre le altre mamme avevano la loro degenza nel reparto. Abbiamo avuto quasi una quindicina di pazienti positive, ovviamente senza contare chi si è positivizzato e poi negativizzato durante la gravidanza.